esserci finalmente. Intanto arriva il gol di colore, il 2-1 immediato del Cani. Proprio mentre sistemavamo i problemi di audio che ci avete segnalato, 5 minuti 13 secondi, stavano anche un piccolo problema al clock in ogni caso, e 2-1 per il Cani Cattii, a segno Gabriele Colore. Musil fermato, la rimessa di Lucchese che scambia proprio con Musil. Tanto debutta in partita dell'Aria. Scambia adesso con Lucchese. Abbiamo ripristinato l'audio, ti ringraziamo per la segnalazione. Intanto fallo laterale per il Real Termini Reco Gest con Paesano. Dell'Aria. Musil affrontato da Colore per Mendes, mette il pallone fuori, rimessa per il Real Termini ancora, dell'Aria. Musil, quella palla che non passa, sarà fallo laterale ancora. Paesano, dell'Aria contro la Rosa, serie di finte di Dell'Aria che passa, ancora Dell'Aria va a prendere il fallo, l'arbitro lascia giocare e allora Mendes 3 contro 2, Cani Cattii, Paesano sporca il passaggio, poi la Rosa al centro, l'intervento di Perdichi sulla palla ancora buona, bravissimo Paesano su Mendes, diventa un 2 contro 1, Paesano fermato dall'intervento di Colore, fondamentale il numero 14 del Cani Cattii a fermare Assunção Paesano. Intanto non c'è più Sirone in campo per il Cani Cattii, c'è Toledo, altro giocatore importantissimo nel cammino verso la promozione in A2 della squadra biancorossa nella scorsa stagione. Pierangelo Toledo, elemento di qualità, di spessore. Dell'Aria. Musil, Paesano, Musil, Dell'Aria, cerca l'1 contro 1 con la Rosa, non lo salta, concede anche fallo laterale. Buona qui la giocata difensiva di Aleandro La Rosa, che ha avuto il merito di sbloccare la partita, ma che sappiamo essere giocatore all around, come si dice in questi casi. Colore per Mendes, scambio che non si chiude anche per l'intervento di Paesano che prova a lanciare in avanti dell'Aria, taglia fuori, perfetto, ancora di La Rosa e palla per Roccaro, sfortunato il numero 1, fresco di anni appena compiuti. Colore per Mendes, davanti a Perdichizzi che gli copre la porta, allora Mendes cerca il tocco che non arriva, Dell'Aria, pallone troppo lungo di Paesano. Tanto c'è l'esordio in partita per un'altra parte importante della vecchia guardia del Cani Cattii, ovvero Gigi Mosca, scusate. La Rosa costretta a indietreggiare, poi palla recuperata da Lucchese. Musil non vuole forzare la giocata, ma la sbaglia. Poi Cani Cattii proprio con Mosca, serie di finte, apre per La Rosa che converge, La Rosa serie di finte, lo ferma dell'area, poi ancora La Rosa ritrova il pallone, va dentro, ha cercato il movimento che non è arrivato e allora attenzione al tentativo di ripartenza, poi c'è l'intervento su dell'Aria da parte di Toledo, si lotta su ogni pallone, poi recupera Lucchese e alla fine Paesano pulisce e ci sono gli applausi mentre
mister Castiglione ha mandato sul parquet anche Walter Furno, quindi completamente ribaltato il quintetto, o quasi, perché alla fine rimane in campo solo la rosa. Lucchese, Dell'Aria, scarico, palla che torna indietro. Mussil, serie di finte, si inserisce Mussil! Una bomba di Mussil! 2-2, devastante ancora una volta per la rete, che riporta tutto in parità. Una giocata estemporanea ma di grande qualità da parte di Buhu Chitui Mussil. E quando siamo quasi a metà del primo tempo, 9:43 da giocare, scusate, 9:43, adesso è diventati 9:49 giocati, il punteggio cambia ed è di 2-2, di un ottimo Real Termini fin qui, parente più che lontano di quello ammirato, si fa per dire, contro il Città di Palermo. Qui intanto Perdicchizzi recupera il pallone per lanciare subito Pesano, la palla è troppo lunga, si scusa Gianluca Perdicchizzi, che voleva aspettare la ripartenza e soprattutto garantire a Gustavo Assunzao Pesano una ricezione in corsa, magari a tu per tu con Roccaro. Qui intanto Costa, la Rosa se la sistema, cerca spazio, sono tutti chiusi, allora conclusione sul fondo da parte di Toledo, ribatte per Perdicchizzi. Dell'Aria, pressa alto il Canicattì, concede solo una rimessa. Dell'Aria, Lucchese fermato da La Rosa, altra rimessa, non si esce da lì. Dell'Aria, Mussil pressato e fermato dal solito La Rosa, che passa dal centro, chiude tutto Paesano, ma la palla ancora buona per il tiro di Furno, fuori. (9:05 da giocare), 2-2 al palo dalla Chiesa e Setti Carraro di Bagheria. Bellissima partita fin qui tra Real Termini e Canicattì. Sbaglia Assunzao, che si accontenta del fallo laterale, insiste il Real Termini con Lucchese, che però perde palla, ingabbiato da 3 avversari. Poi Mosca, Colore che è rientrato, Mosca, ancora Mosca, rischia di perdere il pallone, infatti lo perde. Conclusione di Dell'Aria, che si perde alta ad un passo da quello che sarebbe stato il primo vantaggio nella partita. Il Real Termini, che per adesso si difende. La Rosa, fermato da Dell'Aria, la Rosa però pone benissimo il colpo per non perdere palla. Mosca, si propone Colore, c'è il blocco di La Rosa, palla però persa da Mosca, e allora ripartenza con Dell'Aria, palla sul sinistro, prova a metterla sul secondo, ritrova il pallone, Dell'Aria! Il vantaggio del Real Termini, vantaggio, consentitemi di dirlo, meritatissimo per la squadra di casa, che si porta avanti per la prima volta nel punteggio. Adesso vediamo come reagisce il Canicattì, che inaspettatamente forse è sotto. Mendes, il tiro per Perdicchizzi, c'è Lucchese, la gioca benissimo
benissimo per Dell'Aria, cerca il cambio gioco, non lo trova, ancora Dell'Aria in mezzo a due, sono troppi anche per lui. E allora attenzione a Colore dall'altra parte, Colore arma il tiro, deviato da Lucchese. E qui Lucchese che carica il suo capitano. La rimessa battuta male dal Canica T. 7:35 da giocare. Lucchese raddoppiato e fermato, qui altro errore di leggerezza, ma recupera palla fino al Termini. Fuschi dalla scivolata vincente di Colore. Riprende il gioco, Lucchese finta il tiro, altra finta, Lucchese cerca luce per il sinistro, non la trova, allora c'è Dell'Aria chiama fuori gli avversari, poi trova Fuschi, tiene palla in campo il capitano del Real Termini che torna da quello che è il suo vice nei gradi di capitano. Fuschi, palla lungolina intercettata, il tentativo di Montimoreggi. Montimoreggi ancora rischia, poi va da Perdichizzi che palleggia con lui. Montimoreggi per l'alza per Fuschi, fermato da Mendes. Colore intercettato da Montimoreggi, poi ancora l'ex Sacragas che tocca per Furno, serie di finte, Mendes, Colore, il tiro di Furno che trova il muro, poi ancora lo scambio del Montichiede per l'intervento di Dell'Aria, calcio d'angolo, time out chiesto dalla panchina del Canicatti. Vuole parlarci su coach Castiglione. 6:26 da giocare, 3-2 Real Termini. Terminato il minuto di sospensione, si torna sul parquet. Si torna con la rimessa per Furno, mentre è tornato Sirone sul parquet per il Canicatti, con lui Colore, Mendes e Furno davanti a Roccaro, quindi qualche minuto, forse secondo di riposo per la rosa. D'altra parte davanti a Perdichizzi ci sono Dell'Aria, Montimoreggi, Fuschi e Lucchese. C'è lo schema intanto, la conclusione che si perde fuori da parte di Colore. Lucchese prova a portarsela, Mendes oppone benissimo il corpo, rimessa per Colore. Sirone prova a prolungare, non ci riesce, poi Fuschi rischia qualcosa, fischia in favore del capitano del Real Termini, non si cumula questo fallo, gioco pericoloso ai danni di Gianmario Fuschi, punizione comunque, anche un modo per guadagnare secondi, anche per, cioè più che secondi no, ma guadagnare quantomeno qualche stilla di energia. La partita sarà lunga e sarà intensa. Intanto c'è Dell'Aria con la palla fuori, non di molto, ma bellissimo tentativo
sull'asse Fuschi dell'Aria. Ultimi 6 minuti di questo primo tempo. Furno, Colore, fermato da Fuschi, che si sta mettendo tanta grinta, questo è poco ma è sicuro. Furno, conclusione deviata, calcio d'angolo. Colore riceve da ultimo uomo, Colore converge, poi la palla allargata per la Rosa che è tornato e infila il gol del 3-3, anzi no, quando è uscito? Illusione del gol, chiedo scusa che ci sta guardando, piena illusione del gol, anche tradito il sottoscritto da qualche urlo qui sugli spalti del palo della Chiesa Setti Carraro, evidentemente di appartenenza termitana. Torniamo in cronaca con Roccaro che rimette in gioco il pallone. Colore, tocca per la Rosa, subito si è fatto sentire il giocatore palermitano che qui mette una palla al bacio che non viene sfruttata da Colore. Lucchese riesce una volta tanto ad evitare Mendes, poi Colore approfitta dell'equilibrio precario del 10 in maglia bianca per recuperare palla. La Rosa prova a saltare Lucchese, non ci riesce, rimessa dell'Aria in mezzo a 3, ancora una volta non riesce a passare. La Rosa e anche lui riesce a passare, ma l'arbitro fischia il fallo, accetta di buon grado la decisione Fuschi. Secondo fallo commesso dal Real Termini, nessuno commesso dal Canicattì. La Rosa, Sirone, c'era il varco per servire la Rosa, la palla che esce male dal piede di Sirone, allora si riprende con una rimessa. Mussil che è tornato, Paesano sventaglia verso Fuschi, l'uscita di Roccaro con un piede, palla che si perde fuori per una rimessa che sarà per il Real Termini. Mussil, Paesano, dell'Aria, Paesano non si chiude il triangolo, fischia contro Mendes, eccolo qui il primo fischio contro il Canicattì, 2 falli a 1. Dell'Aria per Paesano, cerca la palla in verticale ma è facilmente leggibile da Colore che intercetta, poi perde palla la Rosa, la recupera Fuschi, arriva anche Paesano, si lotta, arriva Mendes, la porta è vuota, la Rosa sul palo e questa è una palla gol importante fallita da Leandro La Rosa, poteva essere il punto del 3-3 con Mendes che intelligentemente ha servito La Rosa con la porta spalancata. Qui Mendes che altrettanto intelligentemente mette in fallo laterale, anzi in calcio d'angolo, e allora si ribalta l'azione con Fuschi che è pronto a battere dall'angolo. Lo scambio, la palla che arriva in aria, intercetta la Rosa che evita dell'Aria. La Rosa arriva con un treno, Mussil a fermarlo subito. Colore col destro deviato, c'è il gol del 3-3, adesso sì, il gol di Colore, doppietta per lui e soprattutto situazione di parità che torna a 3:42 dalla fine del primo tempo. Questa cosa è una bella spedizione arrivata da Canicattì in termini numerici soprattutto. Qui la pressione, Paesano riesce a tenerla in qualche modo
pressione ancora su di lui, poi la palla messa fuori. Arriva il pallone mentre c'è in campo Caltabiano con la maglia numero 7. Lucchese lancia per Mussil che non aggancia. Mendes, La Rosa contro Lucchese, sterza all'indietro, tocca a Colore, scambiano i due. Mendes cambia fronte, va dalla Rosa, cambia fronte e va da Colore che cerca luce per il tiro, non la trova, dell'aria lo ricaccia indietro. Ultimi 3 minuti in pieno svolgimento qui al Pala dalla Chiesa Setti Carraro di Bagheria. Il punteggio vede Real Termine e Canicattì ferme sul 3 pari, partita molto molto bella fin qui da vedere e anche, consentitemi di dirlo, da commentare qui su Sportisili. Qui Colore fermato, la rimessa è per i Real Termini. Qui viene fatto spostare il punto di battuta Mussil che può finalmente rimettere in gioco. Ultimi 150 secondi di questa prima frazione, poi non andate via all'intervallo, restate connessi perché c'è una seconda frazione tutta da gustare. Qui la conclusione di Mendes rispedita al mittente e Colore che è pronto con la rimessa. La Rosa, Caltabiano se la porta sul destro, vede Mendes sul destro, ribattuto il suo tentativo da Paesano che poi la fa passare, fallo laterale per il Canicattì. Si riprende, Colore, passa la Rosa dal centro, gran giocata di La Rosa sul fondo. La Rosa quando accelera assume le sembianze di Speedy Gonzales, veramente inarrestabile. Il numero 29, intanto il controllo su Fuschi, giusto il fischio, secondo fallo per il Canicattì. Le proteste proprio di La Rosa l'azione che riprende Paesano, Mussil, occhi negli occhi con Toledo, Mussil va al tiro, va fuori. Roccaro non trova compagni e allora palla persa e allora a 90 secondi dalla fine possesso per i Real Termini con Lucchese allunga ma La Rosa è più rapido di lui, non gli dà nemmeno la speranza di andare a prendere questa palla. Mendes fa passare ma non trova compagno, allora Mussil per Paesano, fronte alla porta, sempre con lucidità il numero 5, trova dell'aria, la palla di ritorno che non arriva per pochissimo. Ultimo minuto in arrivo, palla al Canicattì che cerca Mendes dall'altra parte, grande aggancio di Mendes che va giù, c'è calcio d'angolo ma è rimasto a terra Mendes. Indugiamo sul laterale con la maglia numero 17, il classe 98, Adriano Rafael Mendes Gonçalves. Si rialza pian piano, riprende
prende il gioco. La Rosa davanti a Semussil. Tocco indietro per Toledo, Mendes che sta bene. La Rosa 1-2 che non si chiude, grande guizzo da parte dell'aria. Poi Paesano, Mendes con l'entrata si gioca. Norma del vantaggio, vedremo se sarà fallo cumulativo. Fallo di mano e calcio di punizione. Credevo molto francamente sì, arriva anche il fallo cumulativo, quindi 4 falli commessi dal Canica T. Coach Labita chiama timeout, 38 secondi alla fine del primo tempo. 3-3 al palo alla Chiesa Setti Carraro. Anche con anticipo il minuto di sospensione già sul parquet le due squadre, perché questi ultimi 37 secondi Lucchese fermato da Toledo, palla per Roccaro che arriva al limite dei 4 secondi. Mussilli interviene su Mendes, poi per Di Chizzi, la gioca subito, la palla che torna a Roccaro. La Rosa, l'intercetto di Paesano che può andare in ripartenza. Paesano, il tocco dell'aria, Paesano anticipato e la palla salvata da Toledo. La palla salvata da Toledo, rimessa poi per il Canica T ad un passo dal 4-3. Il Real Termini con questo bell'intervento di Paesano. Cambio rimessa e può addirittura chiudere in attacco e può addirittura cercare quello che viene chiamato nell'hockey il power play, cioè la giocata con l'ultimo tentativo. Paesano al tiro alla alta, non molto, finisce un bellissimo primo tempo tra Real Termini e Ecogest e Canica T. Calcio a 5, 3 pari al palo dalla Chiesa e Setti Carraro. Voi, come vi dicevo prima, non andate via, restate con noi per il secondo tempo qui dal palazzetto dello sport di Bagheria. Ma intanto qualche immagine da noi prodotta in queste settimane. Non dimenticate di iscrivervi ai canali social di Sportisti di Facebook, Instagram e da ieri anche su TikTok, oltre ovviamente a iscrivervi al nostro canale YouTube. Restate con noi. La partita in favore degli ospiti e situazione di punteggio che cambia ancora più pesantemente anche in ottica doppio confronto, perché come vedete adesso il punteggio è di 4-1. L'ottima diagonale di Di Maggio e poi il tentativo con il cross di Lucera per Secan, la palla che si perde fuori. C'è la battuta della punizione verso l'area, secondo palo, Messina tocca, non tocca Lucera ed è 1 contro 1 con Colley. Questa volta però va al cross, Secan! È il 2-0 della Don Carlo Misilmeri, ancora una volta protagonista Raimondo Lucera, questa volta con l'assist per Mario Secan.
E la rete dello 0-2 che amplia la forbice tra le due squadre. Finalizzatori fin qui della Don Carlo, tutti e 3 attaccanti hanno partecipato alle reti messe a segno oggi. Qui intanto l'avanzata di Morana che guarda la porta, conclusione sul fondo, non di molto. Anche il doppio confronto della Coppa dello scorso anno, ma lo ricordo più avanti perché c'è Matera fronte alla porta. Matera riesce a passare sul primo, ancora Matera tiene botta, tiro deviato, para Sisei. Il numero 10 della Don Carlo, Cerniglia con il cross, Secan, colpo di testa alto, ma altro tentativo, il terzo in 4 minuti per la Don Carlo. Colley passa al centro, Messina evita l'intervento di Costantino e allarga dalle parti di Sannasardo, il cross di Sannasardo, secondo palo. Il colpo di testa al lato di Barone, prima vera palla gol della partita per l'Oratorio. E allora attenzione a Ciancimino contro Giuliano, serie di finte, Giuliano non perde le distanze, per ancora la triangolazione che si chiude ad Agostino, Zummo poi riesce anche a salvarla, doppio salvataggio pazzesco di Alessio Zummo. Un cambio invece per mister Tarantino, vedremo se attingerà dalla panchina. Occhio al calcio di punizione con la battuta di Mustacciolo, Zummo in calcio d'angolo, ancora Alessio Zummo a volare. Controllo di Rama, ancora Rama, tocco per Colley col sinistro deviato, diventa ancora buono per Rama, l'intervento di Zummo a dire di no. Concialdi vuole il pallone sui piedi da regista. Qui intanto rosso per Maggio, rosso per Maggio. La melodia mette a distanza gli uomini e poi fischia. Parte Concialdi sul fondo, appoggio sbagliato persino, può uscire palla al piede Mustacciolo evita tutti, Mustacciolo era di rigore, Mustacciolo sul fondo, Concialdi dentro, Balistreri a vuoto, poi può rimetterla, anzi no perché viene anticipato, c'è Concialdi, cross deviato sul palo, poi Secan se la sistema per la rovesciata che diventa buona, Balistreri e la rete del 3-0, il gol di Pietro Balistreri, la prima firma dell'attaccante palermitano con la sua nuova maglia e anche la rete che porta sul 6-1 il punteggio generale di questo duello. E Don Carlo che chiude in trionfo. Fa riprendere il gioco il direttore di gara, siamo ormai a ridosso, anzi in realtà è scaduto il terzo minuto di recupero. Signor Melodia se ne avvede e fischia 3 volte, finisce in trionfo per la Don Carlo Misilmeri questo primo turno della Coppa Italia di eccellenza, battuto l'Oratorio San Ciro e San Giorgio Marinò col punteggio di 3-0 in virtù dei gol di Lucera e di Secan nel primo tempo, e poi la prima firma in maglia Don Carlo per Pietro Balistreri. Il punteggio finale lo vedete, 0-3 quest'oggi. Bentrovati a questo incontro valido per il primo turno di Coppa Divisione. Di fronte il Real Termini Recogest e il Città di Palermo. Subito un antipasto di quella che sarà la lunga e intensa stagione per la conquista del passaggio del primo turno. Col primo pallone a disposizione del Real Termini. Cerca la giocata sulla sinistra, Muscin fermato, poi Fuschi! Porta in vantaggio il Real Termini, passato 1 minuto e 29 secondi nel Città di Palermo, maglia 17, intanto gran palla di dell'area per Paesano, Mazzola! Qui gran parte del merito a Dell'Aria con un pallone strepitoso, con la scucchiaiata. Sterza Di Maria, finta il tiro, si porta fronte alla porta. Rizzo finge il blocco Di Maria, poi allarga per Arriasa Rizzo.
Eccolo il blocco di Rizzo, Arriasa, sinistro! Qui cerca la giocata Pesano, Soffischio, e c'è il tiro libero in favore del Real Termini. Attenzione con Mushin che prende una lunga rincorsa, lo aspetta Mazzola, c'è il fischio dell'arbitro. Mushin del 3-1 porta di nuovo sul +2 il Real Termini, segna anche l'altro volto nuovo, ovvero sia Bohu Chitui Mushin. Intanto c'è l'avanzata nuovo di Mushin che cerca dall'altra parte Pesano, la suolata Pesano e la rete del 3-1 e la doppietta del piccolo brasiliano che è già entrato nel cuore del Real. Torniamo live dal Pala della Chiesa Setti Carraro per questa partita valida per i 16esimi di Coppa della Divisione. Di fronte il Real Termini Recogest e il Canicattì. Abbiamo già abbondantemente parlato di un bellissimo primo tempo tra queste due squadre. Primo tempo che sta per dare spazio al secondo, con una novità: tra i pali del Real Termini ci sarà Anthony D'Alba, che dunque prende il posto di Perdichizzi. Inizia la ripresa qui al Pala dalla Chiesa e Setti Carraro di Bagheria, con il primo pallone mosso dal Real Termini che però lo perde. Mosca sbaglia il tocco, la palla esce. Tocco per Sirone, Mosca, La Rosa e Colore davanti a Roccaro nel Canicattì. Intanto Fuschi guadagna calcio d'angolo, sì, anzi no, riparte dal fondo Roccaro. Ci sono Fuschi appunto, poi Paesano, Lucchese e Mussil davanti ad Alba nel Real Termini. Mosca, suolata per La Rosa, poi tocco per Colore prova ad andare dentro, viene fermato, calcio d'angolo per il Canicattì. Ricordo ancora una volta, gara secca, tiri di rigore in caso di parità e soprattutto sfida contro la vincente tra Sicurluper e Galbuto. Intanto subito D'Alba a opporsi a Colore. Primo intervento subito decisivo del portiere del Real Termini. Colore, dicevo, una tra Sicurluper e Galbuto e Città di Melilli sarà la sfidante agli ottavi di finale della vincente della partita che vi stiamo trasmettendo. Qui Paesano riesce a passare in qualche modo. Fuschi, Paesano, ancora Paesano, cerca luce per il passaggio, poi prova a metterla dentro, la palla rimane lì e per Roccaro con i tentacoli la tiene. La Rosa prova a farla passare per Colore che sterza. Sirone quasi peste e peta al suo compagno, allora l'azione riparte da dietro, da Mosca. Sirone perde palla, poi la perde per un attimo anche Lucchese, che è costretto a concedere altro calcio d'angolo al Canicattì, con Mosca che è pronto a batterlo. Tocco indietro per Colore, arriva La Rosa passa, viene poi fermato da Paesano, può ripartire il Real Termini. Mussil mette a sedere un avversario, Mussil, l'uscita a corpo morto di Roccaro a negare il gol. Qui Mussil ha mandato letteralmente al bar Colore
prima di vedere infrangere i suoi sogni. Sul petto inscalfibile di Calogero Roccaro. Riprende il gioco. Dopo Roccaro aveva perso un adesivo, un pezzo di scotch. La Rosa prova a far passare, non ci riesce, c'è comunque Colore. Colore per la Rosa, prova a passare, tocco indietro, Mosca. Colore, la Rosa, Mosca. Si muove Sirone a cercare di guadagnare spazio, poi c'è lo scarico. La Rosa, non c'è luce per il tiro, allora allarga per Colore. Su di lui Lucchese che lo ferma, poi ancora Colore resiste, insiste, ma Lucchese lo tiene lì. Quella palla che viene in qualche modo recuperata da Vincenzo Lucchese, che va anche di sola, gran giocata in uscita di Lucchese, che prova a farla passare, non ci riesce, poi torna a ringhiare sulla Rosa, fase di grande lotta in questo caso, alla meglio il Real Termini, che di pura voglia si guadagna un fallo laterale, con il suo numero 10, che mette subito per Paesano. Lucchese, Musil, Paesano. Riceve in posizione laterale, Fuschi prova a far passare, evita Colore, Fuschi cerca spazio per servire Musil, ci riesce, Musil, serie di finte contro Sirone, Musil, il muro eretto da Sirone che mette in fallo laterale. Paesano cerca spazio, va da Lucchese, da ultimo uomo. Paesano, pressato, spalle alla porta, riesce a darla a Lucchese, Lucchese allunga la falcata, prova a resistere alla prima carica, poi va su Sirone che riesce in qualche modo a scaricarla a Roccaro. Quasi 4 minuti trascorsi, come potete vedere in grafica, amici di Sportisili, sempre 3 pari tra Real Termini Recoges e Canicattì Calcio a 5. Chi vince vola agli ottavi di Coppa della Divisione. Coppa della Divisione che tra le altre cose ha visto ieri sera protagonista, e lo avete letto anche su un articolo presente su sportisili.it, la Meta Catania e la Polisportiva Futura, grande gara di questi ultimi, ma a prevalere sono stati gli etnei di Coach Tarantino. Qui intanto palla recuperata da Lucchese che può andare in ripartenza, Fuschi messo giù, calcio di punizione, applausi dalla sua panchina per Gian Mario Fuschi, primo fischio del secondo tempo ed è un fallo commesso dal Canicattì. Musil, Paesano, Fuschi se la sposta con la sola, poi Musil la ritrova, solito gioco di gambe e di palla da parte di Musil che tocca per Lucchese, Paesano, il tunnel su Sirone, poi Colore alla meglio, e allora attenzione Colore, c'è un'autostrada, D'Alba la respinge in calcio d'angolo. 4 minuti 42 secondi sul cronometro della ripresa. C'è l'angolo, smanaccia D'Alba e allora può ripartire Musil che se la allunga, consente il recupero palla da Leandro La Rosa, mentre Sirone lascia il posto a Mendes. C'è spazio per Dell'Aria dall'altra parte al posto di Fuschi. Lucchese, carambola e D'Alba la fa sua. Lancio lungo, la voleva incontro Paesano, la palla si perde tra le mani dell'altro portiere, ovvero sia Calogero Roccaro. La Rosa cerca il corridoio ma è tutto chiuso. Colore, Mosca, le finte, ancora Mosca, cerca spazio, suolata per La Rosa contro Lucchese, palla dentro per Mendes col tacco, non è arrivato Colore a secondo palo, grandissima giocata qui di Mendes che dimostra di avere un talento superiore e anche doti
fisiche, atletiche di un certo livello. Time out chiamato da coach Labita dopo 5 minuti e 34 dall'inizio della ripresa. Tornano in campo le squadre. Sta sistemando la scarpa sinistra Anthony D'Alba. 14 minuti e 26 secondi da giocare nel secondo tempo. 3-3 tra Real Termini e Canicattì. Rimette in gioco proprio D'Alba per Dell'Aria. Non controlla Lucchese. Palla persa. Colore. Toledo. Anzi è Mosca che la perde. Dell'Aria non riesce a passare da solo, allora Lucchese pressato va ad Alba. Per il Real Termini che è andato ad un passo dal gol del vantaggio. E qui altro calcio d'angolo batte Paesano all'indietro per Lucchese. Lucchese spara, ribattuto, altro fallo laterale, questa volta per Dell'Aria. Lucchese la rischia, riesce a tenerla contro Mendes, poi la perde contro la Rosa. La palla giocata in avanti, fischio. Contro Cirrincione, anzi contro Cortese, scusate, ammonito Igino Cortese, primi secondi di partita e già un fallo speso, non un saldo invidiabile per lui. Intanto ruota ancora i suoi effettivi anche coach Castiglione. Che se non vedo male da qua su ha gettato nella mischia anche Matteo Urso, classe 2006, sì, numero 8. La Rosa rischia di perderla, alla fine fallo laterale. Mosca. Urso, Mosca, palla per Mendes, Mendes si gira, fermato, l'ultimo tocco è il suo. Lucchese, la palla passa per Cortese, poi Lucchese la perde, la Rosa, il tiro d'Alba, la smanaccia, un calcio d'angolo. 7-13 giocati, 12-47 da giocare. Mosca, il sinistro, fuori. Con deviazione però, ancora angolo.
Mosca, Scucchiaia sulla Rosa, serie di finte contro Cortese, la Rosa passa, poi si chiude il muro davanti a sé, Lucchese recupera palla e alla fine tocca per ultimo rimessa Canicattì, la Rosa, Mosca, Urso per Mosca ancora, la palla recuperata da Dell'Aria che resiste alla carica del numero 8 perché il fallo di Mendes, secondo fallo commesso dal Canicattì, finisce il lavoro di Mosca, torna Furno. Cortese, Paesano, Dell'Aria, Scucchiaia per Cortese, chiuso da Furno, fallo laterale. Si riporta in avanti il Real Termini. Paesano, Dell'Aria, può ricominciare. La palla che torna indietro. Lucchese per Cortese che non controlla, riparte il gioco, la Rosa meno scoppiettante, più tattico questo secondo tempo rispetto al primo. Vediamo cosa ci riserverà in questi ultimi 11 minuti e 38. Qui Dell'Aria prova ad andare, Dell'Aria sul secondo palo, c'è Cortese ma c'è soprattutto Roccaro al numero 17. Dell'Aria ancora, riesce a passare ancora Dell'Aria, allunga la falcata, viene fermato da Furno, rimessa per il Canicattì ma è rimasto a terra Dell'Aria. Può riprendere il gioco, si è rialzato Dell'Aria. Si riprende. Furno. La Rosa prova a passare per via centrali, rischia di perderla. Poi cerca compagni a cui scaricare, arriva Urso. La suolata di Urso per Furno, scambiano i due, ancora Urso, l'intercetto, palla in calcio d'angolo, sì. 10 minuti e 59 da giocare al Pala dalla Chiesa Setti Carraro di Bagheria. Mendes va dentro, intercetta Paesano, anticipando anche il suo portiere, e ancora angolo. Attenzione alla deviazione, la spaccata di Dalba e poi il palo da parte di Mendes ad un passo dal gol del nuovo vantaggio al Canicattì, ma è il palo a negare la gioia a Mendes, a quanto pare con deviazione anche. E poi c'è il cambio rimessa, ingenuità di Furno. Perché era calcio d'angolo, Furno ha battuto una rimessa, quindi si riparte dal fondo, si riparte dalle mani di Anthony Dalba. La palla è già arrivata a Lucchese, Paesano, Lucchese, si siede Mendes scivolando, allora prova ad allungare la falcata, forse perde l'attimo per farlo Lucchese. La Rosa contro Lucchese, la palla va fuori, tocca per ultimo proprio la Rosa, allora si riparte. Paesano, Dell'Aria, terza, Dell'Aria, destra, ribattuto. Allora è rimessa laterale, siamo quasi a metà del secondo tempo.
ricordo, nel caso in cui dovesse perdurare la parità, tiri di rigore e poi vedremo chi andrà agli ottavi e chi andrà ad affrontare la vincente del match tra Sikurluber Regalbuto e Città di Melilli. Una squadra di A2 oppure una delle due siciliane che rappresentano il futsal siciliano in Serie A. Furno, La Rosa, Mendes, poi la palla giocata ancora da Urso e da Furno, preso in controtempo La Rosa, la Termini che sembra voler concedere l'iniziativa ai propri avversari. Paesano trova Fuschi steso, calcio di punizione, l'esperienza di Gianmario Fuschi da una parte, l'ingenuità dall'altra parte di Walter Furno del resto. Stiamo parlando di un classe 78 da una parte e di un classe 97 dall'altra, quindi quasi 20 anni di differenza. Qui però Fuschi sbaglia la punizione, si riparte dal fondo, si riparte da Roccaro. Colore, Colore che ha ripreso il posto. La giocata repentina da Colore a Mendes, che dunque timbra il 4-3 per la squadra di coach Castiglione. Tanto proteste in panchina, 12 minuti 21 secondi, si riparte. Mendes, la svolata letta da Paesano che per respinge. La Rosa prova a passare col numero, non ci riesce, allora Fuschi 3 contro 2, palla per Dell'Area troppo lunga però. Si riparte. La Rosa, Colore, La Rosa, Mendes cerca di andare avanti, sbaglia il tocco, allora a buon gioco Antoni D'Alba. Lucchese controlla, Lucchese, Paesano dell'aria, prova a passare su Mendes, poi prova a recuperare anche il pallone. Roccaro in uscita, può giocare subito in avanti, Paesano ha capito tutto. Lucchese con spazio, tutta avanti in Real Termini. Lucchese cerca Paesano, non lo trova, palla non semplice da gestire per Vincenzo Lucchese. Occhio intanto all'altra parte, ottimo intervento di Fuschi. Sei minuti 25 secondi da giocare, 4-3 Canicattì, ma partita aperta. Qui cercato La Rosa, non trovato. Mussil, Paesano verticalizza Dell'Area, pressato da La Rosa. L'ottima uscita di Mendes in pressione, ma ancora palla per il Real Termini.
c'è la palla per Fuschi che non può arrivare. Colore Mendes. Furno. Mendes prova a resistere, poi Furno non riesce a giocarla. 5 minuti e 35 da giocare. Dell'aria. Cerca e trova Fuschi. Fuschi non riesce a mettere a sedere l'Occaro, poi con la rovesciata. La palla si perde fuori. La Rosa salta nell'aria. C'è Mendes. È uno dei primi errori di Alejandro La Rosa in tutta la partita. Mendes a tu per tu con Dalba difficilmente avrebbe sbagliato. Colore. Ultimi 5 minuti in arrivo. Mendes, il triangolo con Sirone. Mendes e poi la chiusura di Paesano. Accolta come un gol dal pubblico di Fede Termitana qui presente a Bagheria. Dell'aria, forse Cambatese di colore, sì. Calcio di punizione per il Real Termini, che ci crede. Ultimi 5, anzi 4 e 45 da giocare. Lucchese, Paesano cerca, trova Lucchese che la rimette subito dal fallo laterale. Paesano, Musil, solita serie di finte. Musil si porta sul destro, di lui Mendes, il raddoppio Furno, ancora Musil, chiuso, va da Paesano, è zonativa del Paesano, cerca l'imbucata. Fine, Capitan Fuschi, la doppietta e pareggia il Real Termini. Si è aperta all'improvviso la difesa del Canicattì, ha visto la luce Gustavo Paesano e qui Fuschi con un tocco di assoluta qualità mette il gol del 4-4, il gol della doppietta. Si rispetta subito il capitano dopo il rosso, non da giocatore di esperienza qual è, rimediato sabato contro il Città di Palermo. Sirone, fermato da Fuschi, Paesano spinge, Paesano cerca il secondo pallone, non lo trova, l'ultimo tocca il suo. Furno pressato da Paesano, la palla rimane lì, Furno ancora. Mosca, Colore, lungolinea Sirone, la tiene Fuschi con la chiusura, dovrebbe essere calcio d'angolo. 3:44 da giocare, Fuschi voleva il rinvio dal fondo e invece si riparte dall'angolo e con Walter Furno fallo laterale. Palla per Mosca. Colore evita Fuschi che però torna. Conclusione di Colore sul fondo. Rimette subito in gioco Dalba. Lucchese, Paesano, Musil. La solita danza di Musil sul pallone. Fuschi, Musil, Lucchese, Paesano rischia di perderla, alla fine guadagna un buonissimo fallo laterale. Poi scambia con Lucchese che ritrova palla. Cerca la traccia
caccia in verticale, non la trova, ma il pallone è ancora suo. Musil, ultimi 3 in arrivo. Musil accelera, tocco per Dell'Aria, leggermente in controtempo. Dell'Aria la tiene, passa in mezzo a due, ancora Dell'Aria, serie di finte, sempre Dell'Aria, Roccaro in uscita, poi mette la palla fuori Roccaro, è rimasta quasi la gamba sotto ad Andrea Dell'Aria. Dell'Aria restituisce palla, si riparte dal fondo. 2 minuti 40 secondi, partita che non ha ancora un padrone dopo oltre 38 quasi 38 minuti giocati. Colore Mosca si affida all'esperienza in questo finale di partita, il Canicattì. Qui però Mosca sbaglia, la palla ai suoi avversari, in particolare a Dell'Aria che è pronto per la rimessa. Paesano cerca di lanciare per Dell'Aria, l'uscita col petto di Roccaro. Attenzione perché riparte il Canicattì, sbaglia però ancora Colore, allora Lucchese riparte da solo, Lucchese prova a passare, la tiene ancora Lucchese, gli manca il guizzo per andare a tu per tu con Roccaro che ritrova palla. Mosca, La Rosa, lungolinea, Sironi la perde, poi Musil rischia ma alla fine la Musil in fallo laterale, si gioca Mosca per La Rosa che prova a prendere il centro, punta Lucchese, La Rosa, Lucchese lo manda fuori, poi ancora La Rosa che non trova spazio neanche contro Dell'Aria, si lotta sulla linea laterale, alla fine l'ultimo tocco è del numero 12 maglia bianca. 1:28 da giocare. Colore, Mendes, ancora Colore, rischia, poi appoggia ad Aleandro La Rosa. Mendes contro Musil, La Rosa da ultimo uomo per Colore, Colore contro Lucchese, si defila, vinta il tiro, ancora Colore tira e mette fuori. 65 secondi alla fine. Musil, Lucchese, Musil non va in 1-2 Lucchese, poi la perde Musil in mano. 53 secondi e chiama time out coach Castiglione, vuole giocarsela per bene questa ultimissima parte di partita. Di sospensione, palla al Canicattì. 53 secondi alla fine. Ricordo anche il conto falli, 3 falli commessi dal Canicattì, 1 commesso dal Real Termini. Fischia il primo arbitro, si riparte. Colore, La Rosa, ancora Colore contro Dell'Aria, prova ad andare e qui non ci ha creduto Sirone. Lucchese, Dell'Aria, Paesano voleva girarla, non riesce, allora Lucchese fronte alla porta avversaria, Paesano la lancia in avanti, Musil non può giocarla. Allora presumibilmente l'ultima palla di questa partita sarà per il Canicattì, 20 secondi alla fine, troppo lunga però la palla, e allora
Lucchese, trattenuto da Sirone dell'area, l'arbitro non ha ravvisato il segno per il fallo. Lucchese prova a tenerla, non ci riesce, adesso c'è il fallo, adesso c'è il fischio. 4 secondi, noi siamo andati leggermente oltre col crono, ma potrebbero essere tiri di rigore. Un secondo alla fine. E finisce qui e si andrà ai tiri di rigore. Tiri di rigore tra Real Termini e Canicattì. Esattamente come al primo turno contro il Città di Palermo. Sarà la lotteria dal dischetto a decidere chi passerà il turno, chi andrà agli ottavi e chi affronterà la vincente di Sigurrupere Calbuto contro Città di Melilli. Restate ovviamente con noi, noi andiamo un attimo in break, ma ovviamente restiamo connessi. Dunque torniamo live per assistere a questa lotteria dei tiri di rigore tra il Termini Recogiast e il Canicattì. Le due squadre stanno rifiatando, probabilmente stanno anche rimettendo a posto le cose, più che altro per capire anche quali saranno i 5 tiratori da una parte e dall'altra. Ne approfitto per ricordarvi che su sportisili.it potrete trovare tutte le notizie relative allo sport siciliano a 360 gradi, ovviamente anche spazio al calcio a 5, al futsal, spazio al calcio, spazio al basket, alla pallanuoto, insomma qualsiasi sport che veda un atleta e una squadra siciliana protagonisti. Potete seguirci ovviamente sui nostri profili social, su tanto ancora qualche secondo di pausa, evidentemente le due squadre devono ancora consegnare la lista, una lista per ogni squadra.
naturalmente domani anche la pubblicazione degli highlights di questo incontro sul nostro canale YouTube, che è lo stesso dal quale state seguendo questa partita. Sembra tutto pronto, le squadre sono raccolte a centrocampo. Tutto pronto per il primo tiro di rigore. Sul pallone Aleandro La Rosa. Aleandro La Rosa contro D'Alba. Si tira nella stessa porta in cui si sono tirati i rigori tra Real Termini e Città di Palermo. Il primo tiro è di La Rosa contro D'Alba. Da sistemare il pallone. Da sistemare anche il posizionamento di Anthony D'Alba, che è stato catechizzato al direttore di gara a non varcare la linea prima del fischio. C'è un pallone di troppo, viene tolto adesso. Forse adesso si parte, e sì che si parte. No, non ancora, c'è Fuschi a rapporto al tavolo e qui l'attesa si fa lunga, molto lunga. Il cronometrista è a rapporto con Fuschi. Il problema sembra essere con Perdichizzi, evidentemente. Che non è stato inserito nell'elenco, probabilmente. C'è un giocatore per parte che non è stato inserito nell'elenco. Adesso si può partire finalmente. La Rosa contro D'Alba. C'è il fischio. La rincorsa di La Rosa. Il gol di Aleandro La Rosa ad aprire le danze di questi tiri di rigore. L'aveva presa D'Alba, che si dispera. E ora Andrea Dell'Aria per il Real Termini. Il primo tiro è del numero 12. Dell'Aria contro Roccaro, fischia l'arbitro. La rincorsa di Dell'Aria, un tiro, un gol per entrambe, perfette. Dopo la prima sequenza, Sirone secondo rigorista è il numero 10 del Canicattì. Sirone contro D'Alba, fischia l'arbitro. Parte Sirone, la piazza bene. 2 tiri di gol per il Canicattì. E adesso Lucchese.
Secondo rigorista per il Real Termini, Lucchese contro Roccaro, fischia l'arbitro, parte Lucchese, anche lui, centrale, perfetto. 2 tiri, 2 gol, anche per il Real Termini. Va Furno. È il terzo rigorista del Canicattì. Furno contro D'Alba, fischia l'arbitro. Va Furno! Gran rigore anche questo. Gran rigore di Furno. 3 tiri, 3 gol per il Canicattì. Ha avuto la grande chance D'Alba prima sul rigore di La Rosa, poi 2 tiri imprendibili di Sirone e di Furno, adesso Paesano. In corsa lunghissima per il brasiliano, Paesano contro Roccaro, fischia l'arbitro, parte Paesano, piazzato Roccaro, e quando superano la boa del terzo tentativo entrambe le squadre sono a punteggio pieno. E adesso tocca a Mosca, il quarto rigorista del Canicattì. Mosca contro D'Alba, fischia l'arbitro. Mosca! Segna! Anche Mosca! 4 tiri, 4 gol per il Canicattì. Adesso va il capitano del Real Termini Recogest, ovvero sia Gianmario Fuschi. Fuschi contro Roccaro, c'è il fischio, parte Fuschi, Roccaro spara il rigore di Fuschi, 4 tiri, 3 gol per il Canicattì e adesso il primo match point è sul piede di Colore. Se segna Colore il Canicattì è agli ottavi della Coppa della Divisione. Fischia l'arbitro, parte Colore, tiene in vita il Canicattì, o meglio tiene in vita il Real Termini. Anthony D'Alba, paratasso di Anthony D'Alba su Gabriele Colore e adesso tutto sul piede di Citui Mussil. Fischia l'arbitro, parte Mussin, è tutto pari, è tutto in equilibrio, è tutto meravigliosamente aperto al pala dalla Chiesa Setti Carraro. Per il sesto rigore del Canicattì, fischia l'arbitro, parte Urso, del classe 2006, il più piccolo in campo, indica le vene e c'è sangue glaciale dentro quelle vene, gran rigore da parte di Urso. Ora dal dischetto Montimoreggi ha giocato un paio di minuti nel primo tempo, ora una responsabilità enorme sul suo piede destro. Montimoreggi contro Roccaro, rete, la rete di Montimoreggi, 6 tiri, 5 gol per entrambe. Caltabiano è il prossimo. Qui al pala dalla Chiesa Setti Carraro di Bagheria. Una grande serata di futsal, indipendentemente da chi vincerà.
Caltabiano contro D'Alba, fischia l'arbitro. Caltabiano piazzato D'Alba. Per il Canicattì e adesso Igino Cortese. Ci mette un po' a sistemarla, forse anche un po' di tensione, cerca di scaricarla sulla palla. Il numero 17, la palla deve restare ferma, non ne vuole sapere. Adesso ci siamo. Cortese contro Roccaro, fischia l'arbitro Cortese. Perfetto anche lui. 10 pari. Sette tiri, 6 gol per entrambe. Ora tocca a Mendes. Ma adesso il tentativo finale. E per Domino. Se segna regala un sogno alla Real Termini. Il tiro al termine della partita straordinaria sotto tutti gli aspetti. Alla fine vince la squadra di casa che si regala un sogno, che si regala gli ottavi, si regala un'altra spruzzata di Serie A, perché mal che vada, per così dire, ci sarà la Sikurlubere Calbuto, altrimenti la sfida al Melilli, la sfida alla Serie A vera e propria, al massimo palcoscenico possibile. Ma intanto si gode la festa e si gode soprattutto una serata di riscatto, si gode soprattutto una serata di rivincita. Dopo la scoppola nel derby contro il Città di Palermo, dopo la fine dell'avventura, torna a gioire la squadra in maglia bianco-giallo-rossa, che adesso torna in campionato sabato ore 16 contro la Drago Acireale e poi probabilmente su questo parquet contro la vincente di Regalbuto Melilli. Io vi ringrazio a nome di tutta la redazione di Sportistico per aver assistito a questa partita. È una scena bellissima a corollare quello che è stato il clima qui a Bagheria, al Pala della Chiesa Setticarrata.